Avevo preannunciato, abbiamo in studio due ospiti, con loro proveremo a scoprire una Palermo affascinante e per molti versi poco conosciuta. Con noi in studio ci sono l'attore e contastorie Salvo Piparo, buongiorno, grazie per essere con noi, e Rosalia Ceruso della cooperativa Terra da Mare, grazie anche a lei. Una iniziativa che mette insieme appunto la cooperativa e l'associazione culturale Clays per delle visite animate a Ballarò, il mercato storico di Palermo, e nel quartiere dell'Albergheria, per scoprire questo mercato dai tanti colori, dai tanti suoni, ma anche per scoprire monumenti poco conosciuti. Rosalia, com'è nata questa idea? L'idea è nata grazie proprio all'incontro con Salvo e l'associazione culturale Clays, iniziando un dialogo in cui potesse essere concretamente sviluppato un progetto che portasse alla valorizzazione totale, concreta dei siti monumentali che attualmente la cooperativa Terra da Mare gestisce. Intanto stiamo vedendo proprio le immagini che si riferiscono ai siti, il primo è quello dell'Oratorio del Carminello, perché poi c'è anche la torre di difesa e il complesso di Santa Chiara. Attualmente Terra da Mare fornisce dei servizi a supporto, a sostegno del macro sistema culturale della città di Palermo. In quest'ottica cerchiamo di dare dei dati che vanno oltre i semplici dati storico-artistici e che portino una lettura riguardo anche l'ambiente circostante, il territorio, il rapporto con la popolazione rispetto al monumento preso in esame. E in questo senso era ottimo inserire, oltre ai dati storici e a tutti gli elementi etnoantropologici dei siti monumentali presenti a Ballarò, l'intervento di Salvo che porta ad una valorizzazione a 360 gradi dei monumenti presenti all'Albergheria. Perché diciamolo Salvo, questo è un percorso veramente particolare che voi fate insieme a chi vuole scoprire, non soltanto turisti, ci sono anche tanti palermitani che vengono alle vostre visite guidate. Ecco, perché questa idea, perché ti ha affascinato? Innanzitutto perché io ci sono nato e cresciuto, l'Albergheria è il quartiere che mi ha visto fare i primi passi, dove io ho i maggiori ricordi legati ai cristiani antichi, il nonno, i pilastri, no? La nonna, i pilastri della famiglia. Quando la via Albergheria era una via fiorente del commercio, mi ricordo le scarpe americane, mio nonno vendeva quelle, partiva col vapore di Napoli e poi arrivava e buttavano tutte queste scarpe, tutti questi mocassini, questi polacchini, tutte queste scarpe erano particolari. E io da ragazzino imparai a contare dal 36 al 45 ovviamente, perché prima i numeri ovviamente non li riuscivo a leggere. Sono legato da tante cose, perché lì all'Albergheria c'era proprio l'incontro delle persone che si mettevano attorno ad un vecchio del quartiere, del rione, che raccontava le storie. I cristiani si portavano le sedie da casa, e quindi c'era quest'arte della tradizione orale, che poi anche negli altri quartieri popolari c'è stata, come al Capo o alla Calza. Intanto possiamo dire che il mercato di Ballarò, stiamo vedendo le immagini, è uno dei mercati ormai più vivi, uno dei pochi rimasti con tanta vita, è così Salvo? Sì, diciamo che l'avvento dei centri commerciali ha fatto sì, insomma, che i giovani, più che altro, i giovani non facessero il mestiere dei padri o dei nonni. E così sono rimasti in pochi, sono rimasti quelli che ancora sentono un certo tipo di valori. Devo dire che noi abbiamo trovato una Ballarò e l'abbiamo attraversata con turisti e non, una Ballarò dei guadagnapane. Io questo ci tengo tanto a dirlo, perché c'è tanta gente che si alza presto al mattino per guadagnarsi un pezzo di pane, e quindi non abbiamo trovato un quartiere popolare in mano ai padreterni come magari è facile poter immaginare o poter dire per stereotipi. Non è così, abbiamo trovato un quartiere dove la gente si presta la mattina e si mette i pesi sul groppone e va a lavorare. Rosalia, avete scelto 3 piccoli gioielli, noi li abbiamo visti anche poco fa in parte nelle immagini, per raccontare anche questo percorso. Ecco, perché la scelta di monumenti che non sono molto noti? Uno degli obiettivi primari di Terra da Mare è proprio quello di valorizzare dei siti monumentali
che per diverse ragioni non rientrano nei circuiti turistici, culturali, accademici, spesso sconosciuti anche ai palermitani stessi. In questo senso poi vengono anche valorizzati in maniera semplice, anche divertendo, cercando... Ecco, stiamo vedendo intanto il panorama che si vede dalla torre trecentesca, per cui c'è questa salita e poi questa vista spettacolare su Palermo. Esattamente, perché comunque sono dei monumenti che hanno una fortissima rilevanza sia storico-artistica quanto antropologica, raccontano diverse sfumature della città di Palermo. In generale ognuno di questi 3 siti è possibile visitarli, avere ancora una fruizione di questi monumenti grazie anche alla presenza di centri aggregativi, di associazioni culturali che permettono che questi siti siano ancora vivi e continuino a raccontare una storia che va oltre la semplice data di fondazione. In generale comunque hanno al loro interno dei manufatti artistici o delle presenze artistiche di grandissimo rilievo. Infatti stiamo vedendo ad esempio la chiesa di Santa Chiara. Ecco Salvo, Santa Chiara è inserito in questo percorso ed è inserito anche perché davvero quello è un quartiere che è diventato multietnico e multiculturale. Guarda, io ci ho fatto pure il servizio civile, per cui sono molto legato a quelle basole, alle balate, a quelle facce. E così adesso, diciamo, io, se mi posso permettere, leggo due righe di quelle proprio dedicate agli uomini e alle donne che frequentano Santa Chiara. Gli arabi di via Ponticello a quest'ora stanno armando i tavoli sul letto del Chemonia, l'antico fiume. All'Olivella ricaricano le ghiacciere. I fegati di tarda notte ne sanno qualche cosa. Alla stazione Lolli il gomitolo rosa di carne non ha mai smesso di girare. Gli arabi di Ballarò, venendo qui, sono solo ritornati in patria e l'hanno trovata più povera. Ma loro se la fanno bastare. Qualcuno arma la salumeria, altri bazar di pilucche, chi ruba le bici e le rivende all'alba rosea del mercato nero, chi spinge la carretta allo scaro nella notte, chi vende versi di poesie davanti alla Feltrinelli. Le donne di colore, nel loro incedere, sono leonesse coi pargoli sul loro dorso. Molti di loro albergano gli anfratti dell'albergheria, ai santissimi 40 martiri. Sono persino più belli dei talamoni che sorreggono a Granne Minna Ramaronno Caimene. Chissà se loro lo sanno, che ancor prima di Santa Rosalia, rosa tra le rose, il patrono di Palermo era Benedetto il Moro, tutto nivoro e picchisso ci fece di Skype. Ma forse questo del rosa e del nero alle leonesse e ai leoni arabi di Ballarò davvero poco importa dinanzi a come riuscire a sbarcare il lunario di ogni livido giorno. Bellissimo. Intanto stiamo vedendo le immagini della cripta dell'Oratorio del Carminello e lì tu fai una cosa per cui, diciamo, i turisti ma anche i palermitani rimangono un po' sconvolti. Perché? Ma guarda, è stata una sorpresa anche per me, perché quando siamo andati alla chiesa del Carminello dovevamo innanzitutto fare il nostro pezzo di conto dinanzi alla chiesa. Poi invece io, siccome sono un tipo curioso, allora mi sono messo a camminare giù per la cripta e ho chiesto se gentilmente potevamo fare uno strappo alla regola e poter raccontare, e mi hanno detto non ci sono problemi, e così siamo scesi con tutto il gruppo di persone e lì abbiamo trovato delle ossa che erano lì, per me erano ossa vive, voglio chiamarle vive, perché erano lì dinanzi a noi e le potevi quasi toccare, sfiorare. E tu le hai toccate? E io le ho toccate, perché come si fa per ogni raccontatore un'esperienza, non potevo perdermela, era un'esperienza di quelle da raccontare, perché a Palermo non succede mai niente, è quando la racconti una cosa che la fai succedere. Quindi io mi sono preso questa Cruziatiada, questo bellissimo teschio, shakespeariana la cosa, se vogliamo, e lì è nato un monologo, un racconto bellissimo su questo personaggio che io ho fatto poi sorridere un sacco di gente chiamandolo un pezzo ruasso. Sì, un pezzo ruasso, diciamo. Anche lì, diciamo, c'era una parte particolare. Bene, il nostro tempo purtroppo è scaduto. Io voglio ringraziare Salvo Piparo e Rosalia Ceruso